Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alle sibili interattive gratuite online del vostro Maretto Veneziano. Vi ricordo che domani sera ci saranno le sibili di Legale alle 21:15. Bene, iniziamo con il solito pippone che spiego a tutte quelle persone che magari vedranno nei prossimi minuti e sono nuovi. Vi ricordo che se volete fare una domanda, nome e data di nascita. E poi una domanda piena di contenuti, cioè se mi chiedete sull'amore dovete sapere se, ad esempio, dovete dire se siete sposati, single o avete già una frequentazione e via dicendo, o se avete figli e via dicendo. In più vi ricordo per gli amici di Face, soprattutto, che se volete fare una domanda dovete essere iscritti al StreamYard, perché questa piattaforma appunto noi usiamo una piattaforma di StreamYard e per quelle persone che vogliono usufruire di questo servizio gratuito basta che si iscrivano a StreamYard così che noi possiamo rendere ricevibili le vostre domande. Intanto vedo già che c'è il nostro amico Pierluca, che ormai è un importantissimo, come si dice, amico che ci segue e ogni giorno molto gentilmente saluta. Quindi per gli amici di, come si dice, di Facebook, se vogliono fare una domanda, mi raccomando, dovete iscrivervi alla piattaforma StreamYard, perché sennò la vostra domanda è ricevibile. E in più dovete scrivere la data di nascita e il nome della persona su cui volete porre la domanda. Bene, fatto questo, passiamo alle solite informazioni di base. Noi, il Legale Maretto Veneziano, hanno anche un gruppo, anzi due gruppi, i Casti Sacerdotali e questo gruppo su cui stiamo trasmettendo su Facebook, Radionica, Radiestesia, Teologia ed Ermetismo, ha più o meno 1950 iscritti e tutti sono invitati a iscrivervi, è gratuito. In più il Maretto Veneziano e il De Garda hanno un sito fondato dal 2015, anzi un po' prima, diciamo, e il vostro Marietto ha messo 20 ebook di radionica e radiestesia scaricabili gratuitamente, li possono scaricare chiunque, ne hanno già scaricati più di 175.000 in 7 anni e diciamo che praticamente non c'è un continente o una nazione al mondo che non ha qualcuno che li ha scaricati. In realtà solo il Polo Nord non sono riusciti a scaricare da questo sito. In più nel sito abbiamo anche una zona shop dove ci sono oggetti importanti di valore, tipo questo amuleto magico da costo 150 euro più 10 euro spedizioni. Qui si possono tranquillamente anche aggiungere programmi protettivi dal costo di 20 euro l'uno. In più nello stesso sito abbiamo anche nello shop abbiamo anche la possibilità di fare su misura dei sigilli, sono 52 sigilli salomonici. Questi sigilli salomonici dovete pensare costano 150 euro. Per fare un sigillo salomonico di questa qualità ci vogliono come minimo 3 ore di lavoro fra consacrazione, battesimo e quant'altro. Abbiamo anche per i più esigenti dei riti propiziatori, ad esempio sul lavoro, sulla ditta, su benessere, l'abbondanza, i sentimenti, la salute e quant'altro. Quindi anche qui per chi vuole può contattarci e previo un consulto si può valutare quale che è migliore per lui il rito propiziatorio. Vi ricordo che i riti dopo 9 mesi incominciano ad avere proprio il massimo della loro forza. In più al martedì, per chi si è vaccinato, il Legale Maretto Veneziano propongono anche una pulizia contro gli effetti del corpo eterico dei vaccini affini. E al venerdì sera invece abbiamo la possibilità per quelli che si sono affidati a noi di fare le pulizie generali del corpo eterico. In più vi ricordo gli orari sono per il Legale delle sibille interattive gratuite 21:15 al lunedì e al venerdì. Mercoledì, cioè questa sera, ci sarà anche Maretto Veneziano.
Io invece, qua, per questo periodo sarò sempre con voi alle 11:20 per domande gratuite. Bene, vediamo un po' se c'è qualcuno che fa delle domande, se no il vostro Marietto, passa a fare i 3 mazzetti, Visto che non c'è nessuna domanda, passiamo a fare i 3 mazzetti per i nostri amici, e la domanda è, come andrà questa, settimana fino a domenica? E facciamo i 3 mazzetti, Aspetta un po', ci organizziamo, 3 mazzetti di 7 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bene, ci sono 3 mazzetti da 7 carte, il numero 1, il numero 2, il numero 3. Alla domanda come andrà questa settimana. Quindi se tu stai guardando questo video puoi scegliere mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Mi raccomando, rilassati, respira profondamente e valuta mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Bene, iniziamo con mazzetto numero 1. Alla domanda come andrà questa settimana? Allora vediamo stanza, leggerezza, allegrezza di cuore, belvedere, domestico. Beh, vediamola un po' questa stesa. Questa stesa diciamo che parte con degli affari, questa settimana sarebbe potuto andare bene qualche affare che viene da lontano che stavi aspettando. Sembra quasi che ci sia un rinnovamento in senso positivo, qualcuno che viene da lontano, qualcosa che potrebbe venire da lontano in senso positivo. Attenzione, sarei aiutato molto probabilmente da un amico, scusate perché vedo che a favore di camera non si vedono bene il sibille, ecco, vediamo un po' così, ecco. Però attenzione che ci sarà molto probabilmente in questo affare, in questo contratto, qualcosa che vedi, gelosia, qualcosa che non va. Però diciamo che tutto sommato, se qualcuno voleva, come si suol dire, orientarsi verso qualche buon affare, la cosa va in porto molto probabilmente. Ci potrebbe essere qualche piccola perdita di guadagno. Invece se la stesa la guarda come a livello sentimentale, vedo che c'è da lontano qualcuno che sta flirtando e tu stai aspettando, molto probabilmente sarà molto motivato, però attenzione che ci potrebbero essere delle gelosie, delle piccole atti di nervosismo. Bene, questo era il mazzetto numero 1. Adesso vediamo il mazzetto numero 2, per chi ho scelto. Sospiri. Viaggio, aspettate un po'. L'amante, il signore. Allora, qua invece vediamo un po' la situazione perché ho scelto mazzetto numero 2. Mazzetto numero 2, vediamo che c'è qualcuno o qualcosa che hai paura di perdere. Vediamo qua che poi c'è un cambiamento o un viaggio o se per questioni economiche hai paura di perdere qualche cosa sul lavoro, ma vediamo che sarai ben motivato da un'altra persona. Vediamo anche che sei molto speranzoso o molto speranzosa di questa grande occasione e vediamo la stabilità. Però attenzione perché c'è qualcuno che ti metterà o ti farà un test, quindi stai attenta o attento. Se invece guardiamo a livello sentimentale, vediamo che hai paura di perdere qualcuno o qualcosa e vediamo che ci sarà un cambiamento, questo qualcuno penserà a te che sei una persona molto importante, molto probabilmente entreranno in scena magari una donna maritata che potrebbe essere la moglie di quella persona oppure tu che hai dei figli, resterai un po' delusa, vediamo qua, perché lui è un pochettino narcisista. Quindi diciamo che la situazione per il mazzetto numero 2 lascia qualche ombra, vedi, malinconia, i sospiri
e lui che alla fine, se è questione economica, lui non sa gestire il denaro, se è una questione invece sentimentale, lui è un po' tirchio di sentimenti. Quindi il mazzetto numero 2 è un po', ti avvisa di stare attento su come muoverti nella direzione sentimentale e finanziaria. E adesso vediamo il mazzetto numero 3. Il mazzetto numero 3, vediamo cosa dice. Deliranti, dottore, costanza, lettera. Beh, qui vediamo che la settimana parte con gente che dice tutto contrario di tutto, vediamo che ci sono stati i correttivi e tu che sei una persona forte riesci a superare questo periodo importante. Poi riceverai dei messaggi molto importanti che sia a livello lavorativo che a livello sentimentale sono molto forti e portano nella direzione auspicata. Però diciamo che l'inizio della settimana, lunedì, martedì, insomma, saranno pesanti. Dopo ci sarà un'evoluzione in senso positivo, riceverai molte informazioni via mail, via, come si suol dire, via chat, via sms, sui social, e ci sarà sicuramente qualcosa di importante durante la settimana e da tenere sotto controllo. Quindi diciamo che il mazzetto numero 3, sia a livello finanziario sia a livello sentimentale, porta con sé delle bellissime notizie, delle bellissime informazioni. Quindi, per chi ha scelto il mazzetto numero 1, così così, chi mi ha scelto il mazzetto numero 2, stia attento tutta la settimana, chi ha scelto il numero 3, sembra che l'evoluzione stia andando nella parte e nel verso giusto. Intanto vedo anche un amico che saluta, ciao Maurizio, grazie di essere qui con me. Quindi diciamo che il mazzetto che ha ispirato di più, che ha una soluzione migliore, è sicuramente il mazzetto numero 3, perché ho scelto il mazzetto numero 3, molto probabilmente verso la fine della settimana ci saranno delle evoluzioni estremamente positive. Bene, cari amici, il vostro Marietto vi ringrazio di essere stati qui, vi ricordo che questa sera avremo insieme il Degallo delle sibille interattive e io ho fatto quello che dovevo fare. Se volete un consulto, il numero di telefono lo vedete qui sotto, che passa in sovrapposizione. Grazie di essere stati con me, grazie e alla prossima, ciao.